Ammodernamento delle aziende agricole e mitigazione del loro impatto ambientale. Sono una decina nella zona di Valdobbiade e nelle realtà vinicole che hanno beneficiato dei contributi della regione previsti dal piano di sviluppo rurale. A Santo Stefano l'esempio di un'azienda di spumanti che lavora Prosecco e Manzoni Moscato. Abbiamo potuto rinnovare la nostra attrezzatura come contenitori, come autoclavi e come macchine per l'imbottigliamento e la pressatura dell'uva. E questo, dice l'imprenditore, comporta minori costi di produzione, la possibilità di accrescere il proprio giro d'affari, ma soprattutto di garantire al personale maggiore sicurezza. Il sostegno dell'ente regionale è stato fondamentale per compiere il grande passo, soprattutto in tempi non facili come questi. Il contributo è stato di 220.000 euro. E logicamente questo mi ha aiutato molto perché non abbiamo fatto solo questo investimento, investimenti in famiglia ne abbiamo fatti parecchi, sono stati investimenti molto grossi che hanno creato praticamente anche benessere per l'economia italiana, perché abbiamo macchine che arrivano da tutto il nord Italia, attrezzature che arrivano, e quindi abbiamo dato lavoro anche a tutta l'economia, ecco. Il prodotto principe resta il Prosecco. Senz'altro è un prodotto mondiale, ha avuto una fortuna enorme in tutto il mondo. Italia, Germania e Austria i mercati principali. Infine la Cina che, confermano i produttori, sta dando grandi soddisfazioni.